Ciao dalla Casa delle Farfalle, sono Francesco e oggi vi faccio vedere un animale che magari non è proprio simpatico a tutti. Si tratta di un ragno gigante, un bellissimo ragno messicano, si chiama Brachypelma smithi, è un amigale, un gruppo di ragni molto grandi, alcuni sono proprio i più grandi del mondo, mangiano addirittura topi, uccelli e sono diffusi nei paesi tropicali. Questo appunto viene dal Centro America e cerco di non parlargli sopra perché è molto sensibile agli spostamenti d'aria. Questo è un ragno comunque innocuo, se qualcuno si stesse domandando se sto rischiando la vita, non vi preoccupate. Oltretutto questo esemplare vive con me da quasi 20 anni, ce l'ho da circa il 2001-2002, l'ho visto nascere e quindi da almeno 18-20 anni lo sto allevando. È un animale molto facile da allevare, per questo io lo allevo, perché mangia insetti, non ha esigenze di spazio, perché durante la sua vita la femmina vive dentro la sua tana e basta, e rimane sempre là, praticamente. I maschi invece sono più abituati a gironzolare per cercare appunto la femmina. E questo esemplare che vedete vicino a me, come vi dicevo, non ci parlo sopra perché se le do fastidio poi mi lancia i peli che mi fanno prurito, è un sistema di difesa di cui parlo tra poco. Questa è una femmina, non potrebbe essere un maschio perché nessun maschio arriva a 20 anni di età. Vivono molto meno, arrivano a 5, massimo penso 6 anni. Le femmine invece sembra possano arrivare anche a 25-30 anni di età e spero che la mia ci arrivi in piena salute. Come dicevo prima, se gli do fastidio, mi lancia dei peli che stacca con le zampe posteriori dalla sua parte posteriore, che si chiama opistosoma, chiamato anche comunemente addome. E sono peli urticanti che ogni tanto lo fa, perché magari quando le do da mangiare si infastidisce e sento che dopo un po' mi prude, magari un braccio oppure il collo. Comunque sono animali, come dicevo, innocui, sono comunque velenosi. Tutti i ragni sono velenosi, a parte uno, perché hanno delle zanne velenifere che iniettano questo veleno che serve sia a immobilizzare la preda sia a predigerirla. Voi direte, se sono tutti ragni velenosi li dobbiamo temere tutti? No, non fate l'errore di pensare che velenoso significhi pericoloso. Assolutamente. Faccio un esempio, i piccoli ragnetti che ci troviamo in casa, quelli con le zampe molto lunghe, che io ne ho tanti a casa, li lascio perché poi si mangiano i pesciolini d'argento che vivono sempre a casa mia, che mangiano le pagine dei miei libri, così c'è un ecosistema anche all'interno di casa mia e i pesciolini d'argento non diventano troppi. Comunque anche questi ragnetti che hanno un corpo estremamente piccolo hanno delle zanne velenifere, ma non potrebbero mai arrivare a pungermi, a iniettarmi il loro veleno e poi probabilmente il veleno non mi farebbe effetto perché una dose talmente piccola. Questo Brachypelma ha delle belle zanne perché può mangiare insetti anche di grandi dimensioni, come dicevo anche vertebrati come appunto lucertole oppure topi oppure qualcos'altro. Molti film, quando volevano fare la scena spaventosa del ragno mortale, mettevano un Brachypelma. Ci sono molte persone che non amano i ragni, a me piacciono tantissimo, poi sembra un peluche tutto pelosetto, morbidissimo. Però esistono anche molte persone che mi chiedono che bello, vorrei averne uno anch'io. Beh, sappiate che per la legge italiana non si possono detenere ragni potenzialmente pericolosi per l'uomo. Poi, quali siano i potenzialmente pericolosi, purtroppo la legge non lo dice. In poche parole, vi sconsiglio di tenervi un ragno in casa, se proprio non potete farne a meno, dovete rivolgervi alla forestale, paese che vai, regola che trovi. Io ovviamente sono autorizzato, guardate che spettacolo. Ecco, con questo abbiamo finito. Vi ringrazio di averci dato la vostra attenzione. Vedete, quando gli parlo vicino gli dà fastidio l'aria. Ci vediamo la prossima volta. Ciao dalla Casa delle Farfalle.